Buongiorno e bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con voi, con tutti i telespettatori, per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi, come vi abbiamo anticipato già durante la nostra rassegna stampa, parleremo di calcio dilettantistico, un settore che è ormai fermo da più di un mese, ha subito anche lui infatti le conseguenze portate dalla seconda ondata di Covid e la situazione sembra ora in stallo. Sappiamo che la Serie D è ripresa lo scorso 13 dicembre con alcuni recuperi però, ma per le altre categorie si parla di una ripresa forse a partire dalla fine di gennaio, addirittura si parla in alcuni casi di marzo, ma in questo momento sono solo ipotesi di cui si dovrà parlare chiaramente più in là nel tempo. E allora, per parlare di questo siamo in collegamento con Giuseppe Ruzza, presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Veneto. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a voi e buon lavoro. Allora, dunque, com'è la situazione nel calcio dilettantistico in Veneto? Insomma, qual è l'umore al netto dello stop che si sta protraendo da diverse settimane? Potrei usare un termine unico e tombale, è un disastro. È un disastro sotto tutti i punti di vista, un disastro che sta creando momenti di disaffezione da parte dei dirigenti che tanto si impegnano per questo calcio dilettantistico, che non è solo sport, se mi è permesso, ma anche un volano, diciamo così, di carattere commerciale, perché investe tante persone. Però prima di tutto è uno sport dilettantistico. D'altra parte, io personalmente, prima che come presidente del Comitato Regionale Veneto, che è il secondo in Italia, non posso contestare il provvedimento di fermare a fronte di quasi 900 morti anche ieri. Il calcio dilettantistico deve essere divertimento. Noi dobbiamo giocare per diletto, senza pensieri, dobbiamo andare in campo a scaricare tensioni che vengono da altri ambiti. E quindi voglio dire, la situazione è disastrosa perché rischia questa disaffezione. Noi ci stiamo impegnando in ogni modo nei confronti della società. Siamo partiti con un corso online per dirigenti, per addetti alla segreteria, abbiamo avuto ben 300 adesioni, dico 300, e siamo già sabato alla quarta edizione, quindi cerchiamo di essere vicini alle società in ogni modo. Ecco, quando pensate che si potrà ripartire, ma soprattutto credete che sia stato giusto stoppare i dilettanti e non il calcio professionistico, quindi le massime serie? Allora, abbiamo visto che anche nel calcio dilettantistico tantissimi sono stati i contagiati positivi. E quindi il calcio dilettantistico ha le risorse economiche, le risorse organizzative voi sapete che c'è la bolla, che devono fare i tamponi, devono rimanere chiusi in albergo, cioè le società dilettantistiche, facevo cenno un attimo fa, che devono giocare per diletto. Insomma, i nostri presidenti non è che abbiano le disponibilità, oppure se le hanno, non credo che vogliano giustamente investirle in tamponi, in alberghi, cioè. Abbiamo qualche problema tecnico, è sparito momentaneamente il collegamento con Giuseppe Ruzza. Noi ricordiamo allora intanto nel frattempo che si possa risolvere insomma questo problema. Noi ricordiamo che stiamo parlando dello stop al calcio dilettantistico, uno stop che si sta protraendo da diverso tempo, parliamo di ormai più di un mese, e chiaramente uno stop che è stato dettato dall'emergenza sanitaria, dall'emergenza Covid, e che chiaramente sta pesando anche sulle società. Ecco qua, abbiamo ripristinato il collegamento, eccoci qua. Si era interrotto. No, ero rimasto dicendo che la Serie D è ripartita con tante difficoltà, con l'accordo sui tamponi veloci fatto con la Federlab, che sta creando peraltro tantissimi problemi. Noi come comitato regionale siamo in contatto con aziende che hanno i tamponi veloci. Il problema è solo uno: la certificazione dei tamponi veloci, che potrebbero essere fatti a un costo accessibile, perché il costo è assolutamente accessibile,
e però c'è il problema della certificazione che il protocollo, il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, prevede che la certificazione di qualsiasi tampone certificazione ufficiale debba essere fatta da un medico o da una struttura autorizzata. Però insomma ci stiamo lavorando nella speranza però che questo non possa essere necessario. Quindi voglio dire, noi speriamo di ripartire, avevamo già sperato di ripartire dal 4 dicembre e questo non è successo. Il termine, il blocco è previsto fino al 15 di gennaio con questo DPCM del 3 dicembre. Certo. Noi speriamo di ripartire, però come l'altra volta volevamo incontrare le società per pianificare e programmare, abbiamo detto è inutile che ci incontriamo per magari parlare di aria fresca, perché dopo reiterano i provvedimenti di chiusura e noi siamo là. Abbiamo già noi il piano, usciremo tra l'altro oggi proprio con il comunicato ufficiale riproponendo quello in parte, cambiando ovviamente le date e inserendo qualche altro punto insomma interessante sicuramente per le società. Usciremo oggi col comunicato ufficiale proponendo, consci pur nella consapevolezza, e lo scriveremo, che comunque dovrà essere il nuovo consiglio direttivo. Noi ai primi di gennaio avremo le elezioni, dovrà essere il nuovo consiglio direttivo assieme alle società, come uso da parte, se ci fossimo noi, insomma, se fossimo confermati, come uso da parte nostra assieme alle società, come principio di democrazia e trasparenza, decidere sul futuro. Ma già oggi usciremo con delle indicazioni. Capisco. Ecco, un'altra... Che non anticipo per rispetto delle società. Certo, chiaro. Ecco, un'altra tegola che è caduta in testa alla Lega Nazionale Dilettanti è anche la riforma dell'ordinamento sportivo del 24 novembre scorso, che riguarda l'abolizione del vincolo sportivo per i dilettanti e l'iscrizione dei volontari sportivi, degli allenatori e dei calciatori alla gestione separata INPS. Ecco, i comitati dell'area nord della Lega Dilettanti hanno espresso il proprio dissenso tramite un comunicato firmato anche da lei. Ecco, cosa significa per voi questa riforma? È un dissenso molto forte, quindi a parte che mi fa per sdrammatizzare, avevo chiesto domande facili, ma non mi pare che sia così. Comunque no, la ringrazio perché è l'occasione di ribadire la nostra assoluta contrarietà a questo provvedimento, fatto, a mio modo di vedere, mi assumo la responsabilità di quello che dico, da persone che non conoscono effettivamente il nostro mondo, insomma, e non è la prima volta, cioè io credo che chi decide deve confrontarsi. Gli attori principali nostri sono le società. Sono le società, perché senza società non si va da nessuna parte, e la società è rappresentata dal suo legale rappresentante, che è il presidente. Lei immagini, faccio solo un cenno, un presidente che ha già mille difficoltà, parlavamo prima di disaffezione, parlavamo prima di problemi economici, di problemi etici, di tutti i problemi che questa pandemia ci sta creando. Immagini lei se ci aggiungiamo questo, nel senso che il presidente ogni anno si vede svincolati i propri giocatori, ogni anno deve, rifare la squadra, ogni anno deve confrontarsi con le consorelle, con le realtà vicine, diventa una guerra dei poveri, perché magari per 50 euro io perdo un giocatore perché va di là, cioè diventa una cosa che io non accetto più. Da una parte io mi ricordo il mio amico Damiano Tommasi, bravissimo dirigente, ma prima di tutto bravissima persona. Lui diceva eticamente non è giusto che rimanga vincolato, però c'è già la possibilità ora di essere svincolati ogni anno, ed è il 108, l'articolo 108. Se tu lo firmi, tu ogni anno al 30 di giugno sei svincolato. Quindi c'è già un provvedimento che va verso questo intendimento. È chiaro che dobbiamo permettere ai nostri presidenti, ai nostri dirigenti di pianificare con certezza e sicurezza, e anche, se mi è permesso, con calma, le proprie stagioni sportive, che così non sarebbe capace, se non sarebbe possibile, senza dimenticare che chi è che poi
intende investire ancora in questo caso nel settore giovanile, quando sicuramente al compimento di 18 anni liberi tutti. Mea liberi tutti, si dice a Venezia, insomma. Certo. Non so se Chiaro. mi sono spiegato. No, è stato chiarissimo, insomma, è una situazione complicata, chiaramente, insomma, speriamo che, almeno per quanto riguarda l'emergenza sanitaria e lo stop, speriamo che si possa ripartire veramente al più presto e dare un po' di sollievo anche alle società dilettantistiche. No, perché insomma. se mi permette di interrompere un attimo, non so Prego, quanto prego. tempo abbiamo, so di essere logoroico, lo dico e lo ripeto sempre, ma non riesco a correggermi, Ma voglio dire, le nostre società, cioè, è questo devono tenere presente chi decide. Le nostre società spessissimo all'inizio, quando abbiamo cominciato, diventate una barriera contro il contagio, ma proprio una barriera vera, col fatto di rispettare esattamente le linee guida, le linee attuative, i protocolli di PCM con assoluta severità, nel senso distanziamento, igienizzazione, sanitizzazione dei locali, misurazione della temperatura, autocertificazione. Quindi voglio dire, sono diventati una barriera, sono diventati il primo front office per vedere se qualcuno, e quando hanno le nostre società rilevato qualche positività, non veniva dall'interno degli spogliatoi o della società, veniva da fuori, quindi loro lo hanno bloccato subito. E quindi voglio dire, anziché riconoscere dei meriti per questa naturale barriera, noi ecco, io l'ho detto prima, non voglio fare il capopopolo, non voglio fare, ho detto prima a scanso di equivoci che in questo momento io condivido pienamente il provvedimento di chiusura. 900 morti, noi anche per rispetto di queste persone, noi non possiamo andare in campo sereni, noi dobbiamo andare in campo ad arrabbiarci, a gioire, a soffrire e a gridare, ma con serenità, perché i nostri giocatori non sono, ripeto quello che ho detto prima, come i professionisti hanno la bolla, sono positivi, li chiudono in albergo e stop. I nostri giocatori prima di arrivare in campo vanno al lavoro, vanno a scuola, finito di giocare, l'allenamento e quant'altro, tornano a casa dai propri figli, dai propri genitori, dai propri parenti, dalle mogli, dalle fidanzate, e quindi con un pericolo costante. Dobbiamo avere la certezza di andare in campo con assoluta serenità. Assolutamente sì, condivido le sue parole, insomma noi intanto nel frattempo vedremo cosa succederà, ma noi intanto salutiamo e ringraziamo Giuseppe Ruzza, presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Veneto. Grazie per essere stato con noi. No, grazie a voi e mi scuso, come ho detto, che se mi sono dilungato e se non sono stato chiaro. Va bene? Assolutamente, Alla nessun prossima. problema. Benissimo, allora noi ringraziamo anche i telespettatori e diamo appuntamento come sempre oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e nuove interviste per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.